Liceo nasce su da Cassetta Granaggio, in su 1926 in Cravaja, in Sarruga de Via Oristano. Una famiglia composta da babbo e mamma con 5 figli maschi, manco sorri. Babbo mio faceva il suo pastore e tenia una ghetta di prapesi da poi allevare questa famiglia a Pittioso. Ma poi, siamo alla sorte dei sanati Mavasa, diventa costretto a non poter pagare questa pastura del suo satto che tenia di affitto per suo bestiamini. S'ammere il suo satto non gli è concordato per pagare a pagapago e si è fatto sequestrare tutto, sa domo e suo bestiamini. E ho vivido per anni in domo si affitto, quando il nostro figlio ancora picciochetto, pittioso. Però babbo e mamma, pure in sa bisogno, ci hanno mandato a fare la scuola fino alla quinta elementare. Poi, prima tucchetto, hanno cominciato i frati prumani a s'accodrai a fare il suo pastore. In Sinisi. In questo tempo su Sinisi vi era in comunella, dividivo a metà di 2 anni per Arai e 2 anni per Vascolo. In su Sinisi in questo tempo non viviano binges, olivarios e manco domus a Sinforza de Saida San Salvadori e de Santuanni. Su bestiamini podia pasce in libertà senza delancas o presuras, pure che ogni ghedda tenia su masoni. In questo tempo vivia meda bestiamini e non solo bravesi, ma gravas, procus e ghedda de baccas per macello. Su steracco pastori, in questo tempo, faceva una vita amava, ha fatto a su bestiamini che custodia, s'accodrata con su meri su 24 de lamparas in giugno, su steracco manno, pigata 9 pegus, 5 angiadas con i sangioni e 4 studigas saccaias de 2 anni. Tenia da suo nutrizio, su pane e su gaso, e un vago di legumini per cucinare, su cappotto, sincerao e una pariga di grappitas acciovadas e un cosingio che si rovinanta. Donna Bindi che disi tenia samuda, una diavida per s'affaitai, sbarbai, e poi si podia cambiare con altra roba. Questa vita, questo via sa vaga di 8 anni, si viveva in questa solitudine in qualsiasi periodo, pure domenicas e pure domenicas e di festa, mei ventos e mei temporali, de sierro, scrufennao e in forza, dia e notte. Suo pastore de Sinisi tenia sa barracca, ma disrevia solamente per fare il suo fuoco con quota e poi appiccare sa bettola con suo bagno. Suo pastore croccava in forza, in qualsiasi tempo, accanto dei suoi bestiamini. Fessi di notte de vento o de gelo, si ponia pinniccao al uso di un vaghero de frasca, ma non può dormire tutta la notte, poiché si deve seguire su bestiamini a zuccatura. Sa zuccatura fia a sciumbulare verso i sunichi de notte, per fare pace su bestiamini 3 o 4 ore a su notte pure, in Sinisi, povero de pastura. Dopo i frati miei, per un anno di augura, ha proseguito questa strada. In suo periodo dell'ultima guerra, quando i frati miei sono partiti in guerra,
Ormai questi anni sono passati e la vita è cambiata. E quando lo penso, sono convinto che questa vita di stento, messa via per affrontare le difficoltà di me, messa via per comprendere che a posti dei temporali è tornato a suo tempo bello, messa via per contemplare le notti serene, scienza, andare serena, no? Scienza, per contemplare le notti scienza, la storia e il silenzio dei nuraghi. Mentre vivo, per mi incantare osservando in tante notti, miliardi di stelle che promettiano tua speranza e fede in Dio. E infatti, in questi anni, in famiglia, tutti uniti con il suo triballo di tutti, commenta fra di belli, apro a notte di denni per conto nostro una guerra di bestiamini e s'addomo per tutti fradici. A 20 anni, dopo che notte, a vita mia, che è stati esempi, s'aggiudo e il conforto mio possa morire e possa esempio per la famiglia. A postisi sposato, mi sono trasferito dai pastori a posteri. Dessa solitudine a depistare con tanta gente in un servizio pubblico e se andavo a postisi da 30 anni in pensione a 65 anni.